La sfida è qui, il cuore batte forte, un solo tiro cambia la sorte. Penalty, il gioco si decide qui. Penalty, emozioni fino all'ultimo sì. Penalty, ogni istante è magia. Penalty, la vittoria è energia. Penalty. Nuova puntata di Penalty, vi ricordiamo che il campionato di Serie D questa domenica si è fermato per la Coppa Carnevale di Viareggio, le squadre ritorneranno in campo domenica prossima con queste partite che vedremo grazie al riepilogo della schermata che manderà in onda la nostra regia. La sfida è qui, il cuore batte forte, un solo tiro cambia la sorte. Penalty, il gioco si decide qui. Penalty, emozioni fino all'ultimo sì. Penalty, ogni istante è magia. Penalty, la vittoria è energia. Adesso è arrivato il momento del campionato di eccellenza Girone A. Vediamo il quadro completo dei risultati della 10ª giornata del girone di ritorno del campionato di eccellenza Girone A. Può partire la grafica grazie all'ausilio della nostra regia. Pareggio per 1-1 tra Parmonval e Castellammare. Vittoria per 2-0 tra le mura amiche per il Partinica Audace contro il Montelepre. Pirotecnico e roboante 6-1 dell'Accademia Trapani contro il CUS Palermo. Vittoria esterna per 3-1 del Camarat contro Bagheria Calcio. Vince di misura in maniera corsara il Marsala 1912 contro il Città di San Vito Lo Capo, altro 3-1 esterno questa volta dell'Unitas Sciacca contro la Don Carlo Misilmeri, altra vittoria in trasferta questa volta per 4-0 del San Giorgio Piana contro Castelvetrano e poi torniamo ad una vittoria casalinga, quella dell'Icata Calcio che si impone tra le mura amiche 3-0 contro il Bagheria 90-011. Adesso è arrivato il momento di vedere la classifica proprio dopo la 10ª giornata del girone di ritorno. Questa è la graduatoria completa del campionato di eccellenza Girone A. Al comando troviamo il Licata Calcio a quota 56 punti, segue il Camarat 1972 con 49 punti, terzo gradino del podio occupato dal Marsala 1912 con 48 punti, via via tutte le altre squadre sino ad arrivare al fanalino di coda CUS Palermo fermo a quota 8 punti. Ricordiamo che Licata e Città di San Vito Lo Capo devono giocare una gara, devono recuperare appunto una partita. Chiudiamo il cerchio per quel che riguarda il campionato di eccellenza Girone A e andiamo a vedere le immagini delle partite più importanti di questa 10ª giornata del girone di ritorno. 25esima giornata, il campionato entra nella fase più calda, quella dove il pallone scotta, dove ogni rimbalzo può cambiare una stagione intera. C'è una posta in palio altissima, c'è il sogno di chi vuole volare e la rabbia di chi non vuole cadere. C'è stata sì la grande giocata di Loreto, ma nel primo tempo probabilmente meritavamo qualcosina in più noi. Nel secondo è chiaro che il Marsala poi ha provato un po' a sorprenderci nelle ripartenze. Noi abbiamo fatto un possesso palla molto sterile, molto lento, non abbiamo trovate tante linee di passaggio per poter fare male al Marsala, che onestamente devo riconoscere che rispetto al girone di ritorno è una squadra che è proiettata a fare un percorso finale e credo che faranno dei playoff importanti. Le rose che in questo periodo stanno arrivando all'obiettivo dei primi 5 posti probabilmente hanno anche qualche situazione e qualche ricambio di un certo livello. Io già ho visto che 5 ragazzi adesso hanno fatto il lavoro differenziato perché non sono entrati e tra questi c'era Costa, Miliziano e sono entrati vincitori. Non paragoniamo le rose,
e non mettiamo, insomma, dobbiamo pure tenere conto di quello che è il San Vito, la dimensione del San Vito. Il San Vito è stato fatto per raggiungere la salvezza in maniera dignitosa. Abbiamo fatto un campionato sopra le righe, abbiamo avuto fino ad oggi la migliore difesa, credo che adesso sarà il Marsala che avrà la migliore difesa. Abbiamo fatto tante belle partite, anche oggi abbiamo fatto una grandissima partita contro una squadra che poteva benissimo dopo l'1-0 del primo tempo andare a gol anche più volte se avesse avuto le opportunità, ma non le ha avute le opportunità. Quindi complimenti al Marsala perché ha capitalizzato benissimo con Loreto quella palla gol. E noi pensiamo alla prossima. Io intanto voglio porre i miei complimenti al San Vito Lo Capo per la squadra, per la prestazione anche che hanno fornito e dopo fare i complimenti sicuro e senza dubbio ai miei ragazzi perché hanno fatto veramente una prestazione di livello importante, almeno per 60 minuti siamo riusciti a tenerli lontani dalla porta e le uniche due situazioni pericolose sono state frutto di qualche piccola indecisione in uscita, però sono contentissimo perché riuscire a fare i 3 punti che avevamo perso in casa per noi è importante e non era facile perché non abbiamo attraversato una settimana sicuramente serena, ma non per colpa d'altri, ma perché i ragazzi mostrano veramente interesse e attaccamento e quando non arriva quello che uno vuole ci stanno male e quindi sta settimana sicuramente gli allenamenti sono stati soprattutto i primi giorni con quel dispiacere giusto, sano, che poi ci ha permesso di preparare la gara nella maniera corretta, con la rabbia giusta, con la cattiveria giusta e riuscire a venire a sfoderare una prestazione del genere dopo una settimana difficile non era facile. È un segnale importante che il gruppo ha dato a tutto l'ambiente, ma soprattutto è una risposta che se la danno a loro stessi e a me stesso e quindi sono veramente contento sia per la vittoria che per la prestazione. E oggi dico prima per la vittoria e poi per la prestazione. L'esperienza di Loreto è un giocatore per noi importante come lo sono tutti gli altri, ma hanno lo stesso Sferruzzo che è entrato con gran voglia per cercare di far bene e tutto il resto della squadra che l'ha accompagnato in tutte le sue giocate in maniera corretta, ma il loro lavoro oggi è stato veramente importante soprattutto nella prima aggressione quando loro cominciavano l'azione dal basso perché ci ha permesso di rimanere sempre alti e questo poi ti dà la possibilità di essere vicino alla porta in situazioni di conclusione. Ma la scelta per l'allenatore è tutto perché alla fine ti permette soprattutto di sbagliare. Io sono molto autocritico e quindi quando ho delle scelte mi faccio sempre mille pensieri nel cercare di mettere nelle condizioni migliori la squadra. Galfano è già da qualche settimana che sta facendo cose importanti durante le sedute di allenamento e quindi era giusto premiarlo, ma non perché Tarantino stia facendo male, ma perché devo avere delle alternative anche di uomini per qualità diverse, mentre Galfano è uno più che punta e quindi potevo sfruttare questo duello col terzino destro loro. Tarantino magari è uno più che arriva, anche se entrambi sono giocatori importanti per questo Marsala, come si devono ritenere importanti tutti quelli che poi fanno parte della rosa perché sappiamo quanto sia importante avere giocatori che entrano e possono dare il loro contributo a prescindere da 5, da 10 o da 90 minuti. Sì, no, è stata una bella partita da entrambe le squadre perché anche il Bagheria ha fatto un'ottima partita. Noi siamo partiti molto bene, poi abbiamo avuto qualche momento di difficoltà, però alla fine penso che abbiamo avuto tante occasioni anche per dilagare e siamo contenti. Il nostro percorso deve continuare così, noi siamo una squadra che prova a giocare a calcio ogni domenica come ha fatto anche lo stesso Bagheria. È stata una bella partita, sicuramente stiamo attraversando un bel momento perché è il 12° risultato utile consecutivo, quindi siamo contenti perché i ragazzi stanno facendo un gran lavoro, specialmente settimanale, e poi quando si lavora bene in settimana il risultato diventa una conseguenza. Io però sinceramente non guardo le altre squadre, io penso alla mia squadra che mancano 5 partite, abbiamo, come ho sempre detto, abbiamo 5 finali, noi proveremo sia in casa che fuori a fare il massimo, a raccogliere il massimo dei punti e poi alla fine se
se saremo bravi a essere in quella posizione vuol dire che abbiamo fatto un grande lavoro. Adesso mi godo questa vittoria e da martedì penserò a Misilmeri, però comunque sarà una partita difficile perché Misilmeri è sempre una buona squadra, una squadra organizzata con un grande tecnico. Noi d'altro canto giocheremo davanti al nostro pubblico, c'è grande entusiasmo in paese e quindi speriamo di continuare a dare soddisfazione ai nostri tifosi. Si torna a giocare al Dino Liotta di Licata 2 settimane dopo i fatti con il San Vito Lo Capo, e in casa della capolista arriva il 90-011 Bagheria di mister Sandro Tarantino, che cerca di partire nel migliore dei modi per allontanarsi dalla zona rossa della classifica, ma subito su un calcio d'angolo battuto dalla sinistra la palla spiove e c'è il colpo di testa vincente da parte di Viglianisi, che batte imparabilmente Faraone e sblocca subito il risultato in favore dei gialloblu, e poi dedica speciale per un figlio o una figlia in arrivo per il numero 21 a disposizione Lilo Bonfatto, che dunque sblocca subito la partita in favore del Licata. Reagisce però subito il 90-011 con questo tentativo in inserimento da parte di Balistreri con la sfera che si perde alta sopra la traversa, poi ancora azione sulla destra del Licata, Arario arma Manfrè, tiro deviato imparabilmente, palla che si insacca ancora una volta alle spalle di Faraone ed è 2-0 per il Licata. Protesta il 90-011 perché c'è un proprio giocatore a terra proprio sugli sviluppi dell'azione, ma il direttore di gara non sente ragioni e convalida la rete, torna a farsi vedere in avanti, però la formazione ospite con questo pallone messo in mezzo, l'uscita alta da parte di Federico Valenti, che poi rimane anche a terra contuso, si riaffaccia in avanti allora il Licata con questa giocata sull'out di destra tra Brugnone e Arario, il cross di quest'ultimo, il colpo di testa di Manfrè e la palla che sorvola la traversa. Dall'altra parte il 90-011 prova a riaffacciarsi dalle parti di Valenti, che deve smanacciare in calcio d'angolo su questa conclusione velenosa da parte di Romano. Poi ancora il Bagheria che attacca, c'è questo calcio di punizione convalidato da un fallo di mano, battuta velocemente a sorprendere gli avversari, ma c'è la girata di Balistreri che sorvola la traversa, altro pallone messo in mezzo sempre dalla destra, batti e ribatti nel cuore dell'area di rigore, poi il salvataggio decisivo è quello di Porcaro che toglie letteralmente il pallone dalla disponibilità degli attaccanti del Bagheria. Con le immagini passiamo al secondo tempo con questo break da parte di Romeo, poi la palla al limite dell'area di rigore per il tentativo di Scalisi, che da buona posizione non inquadra lo specchio. Dall'altra parte Arario se la sposa sul destro, calibra il traversone e c'è ancora il caprone Vincenzo Manfrè, doppietta per il centravanti palermitano che firma il 3-0, poi corre verso la panchina perché c'è un compagno da andare ad abbracciare per esultare, per festeggiare per il gol del 3-0 che va a chiudere di fatto i giochi in favore del Licata. E allora c'è spazio per qualche tentativo sporadico da parte del 90-011 che cerca quantomeno di ridurre il gap qui su questa discesa sulla destra con il cross che spiove sul secondo palo. Il tentativo di sforbiciata da parte di D'Acquisto sorvola la traversa, poi altro calcio di punizione sempre in favore della squadra di Tarantino, che si fa apprezzare per la qualità di gioco nel secondo tempo, e altro piazzato che sfiora il palo. Poi però ancora ci prova su un ottimo tentativo di pressione alta la squadra ospite, tentativo a giro con la sfera che si perde abbondantemente fuori sul tiro di Lococo. Era questa l'ultima opportunità della partita. Sul rinvio di Faraone il signor Motta di Siracusa pone fine alla partita, vince il Licata. Alla prossima. Una partita interpretata bene contro una squadra bene messa in campo, organizzata, e lo dimostra anche la classifica, dove è una squadra importante. Noi l'abbiamo interpretata col piglio giusto, l'abbiamo preparata bene durante la settimana. È chiaro che ora possiamo lavorare in maniera diversa rispetto ai 2 mesi passati, insomma, che ci hanno tolto tanta energia sia fisica che mentale, però siamo usciti a testa alta da una situazione importante dove abbiamo incanalato 3 risultati utili consecutivi, per cui diciamo ormai il discorso della Coppa è stato archiviato in maniera positiva. Oggi abbiamo, credo che non esagero se dico, dominato la partita, anche se non era assolutamente facile in un campo del genere, però abbiamo gestito tranquillamente, ecco, non abbiamo corso grandi rischi, l'avevamo portata sul 2-0
e poi uno svarione. Avevamo, diciamo, un po' riaperto la partita, ma non abbiamo mai sofferto più di tanto. Ormai siamo proiettati per i playoff e lo stiamo facendo egregiamente, incanalando dei risultati importanti e continuiamo su questa strada. Gli obiettivi nostri dall'inizio della stagione erano molto chiari. Il nostro obiettivo era riuscire a giocare la finale, visto che la finale si sarebbe appunto disputata a Sciacca, e poi fare playoff. Sulla prima ci siamo riusciti, oltre a fare la finale l'abbiamo vinta. Magari c'è un po' di rammarico, si poteva fare anche qualche altra partita in più nella fase nazionale, quello sì sicuramente, però abbiamo visto che purtroppo, dico, non è stata una cosa bella. Uscendo dalla Coppa è cambiato e quindi quello che si pensava alla fine è diventato realtà, che la squadra, giocando una partita a settimana, sicuramente affrontava le domeniche in un altro modo, e credo che non a caso dopo 3 domeniche abbiamo fatto 3 vittorie. Poi dico, le partite si possono anche perdere, assolutamente, però la squadra è in salute e si vede che un turno ogni 7 giorni ti fa affrontare tutto diversamente. Adesso è arrivato il momento del campionato di eccellenza Girone B. Andiamo a coinvolgere nuovamente la nostra regia. Può partire la prossima schermata, che è quella relativa ai risultati della 10ª giornata del girone di ritorno del campionato di eccellenza Girone B. Vince per 2-1 fuori casa l'Acquedolcese contro il Messana 1966. Pareggio a reti bianche tra Calcio Avola 1949 e Leonzio 1909. Vince 4-0 in trasferta il Modica Calcio contro la Leonfortese. Vittoria di misura del Melilli contro il Via Grande. Medesimo risultato, sia 1-0 per Nebros, che si impone in questo match contro il Mazzarone Calcio. 3-1 convincente del Niscemi contro il Palazzolo. Altra vittoria casalinga per il Rosmarino, che si impone 2-1 contro Giarre Calcio. Sospesa la partita tra Vittoria e Gioiosa. E vediamo le implicazioni della classifica dopo i risultati della 10ª giornata del girone di ritorno. Classifica ovviamente del campionato di eccellenza Girone B. Al comando troviamo il Modica Calcio con 64 punti, segue a ruota libera il Vittoria, seconda forza del torneo, a quota 48, quindi a 45 troviamo Calcio Avola 1949, quarta posizione invece occupata dal Messana 1966, via via tutte le altre squadre, così come è possibile notare dalla nostra schermata, sino ad arrivare alla Leonfortese, ultima a quota 11 punti. Devono recuperare una gara Vittoria e Gioiosa. Chiudiamo il quadro del campionato di eccellenza Girone B. È arrivato il momento delle immagini, gentili amici all'ascolto, partite più importanti di questa 10ª giornata del girone di ritorno. Diciamo che fino a quanto sai la matematica non ti dà la conferma di aver vinto il campionato, abbiamo credo l'obbligo e il dovere di onorare al massimo tutte le gare, per rispetto credo nostro, per rispetto della società e per rispetto di tutti. Quindi oggi era giusto e doveroso venire qua e giocare questa gara al 100% per come siamo stati abituati a gestire le altre. Gli attaccanti hanno capitalizzato quello che diciamo dovevano mettere dentro, quindi però credo che alla fine la prestazione della squadra è stata una prestazione importante in un campo dove credo che era difficilissimo per chiunque venire qua a giocare, a creare occasioni da gol, lavorare su quello che comunque siamo abituati a lavorare tutte le settimane. Questa comunque ti sta a significare di una grande maturità, una grande concentrazione in ogni partita, una grande determinazione, ma questo è tutto quello che comunque ci ha permesso in questo momento di essere qua ed essere, diciamo, ad una partita dall'obiettivo. Quando i grandi hanno questa mentalità, i piccoli non possono che
mettersi a disposizione al 100%. Ovviamente sai, in uno spogliatoio del genere, in una squadra del genere è normale che il più giovane, il ragazzino, nelle battute finali della stagione hanno una crescita esponenziale, una crescita importante, ma questo era anche un obiettivo quest'anno della società, un obiettivo di valorizzare tutti i giocatori che avevamo in rosa, a maggior ragione comunque gli under, i ragazzini che in queste categorie sappiamo l'importanza, sono veramente fondamentali. Ci siamo quando vinciamo la prossima, quindi testa alla prossima gara. Adesso abbiamo un'altra settimana di lavoro, sperando che sia quella decisiva, quella che tutti vogliamo e l'obiettivo che tutti speravamo da inizio campionato a ora. La vittoria non può essere un'alternativa quando manca da 6 giornate, quando le aspettative sono quelle di una formazione che ormai da inizio stagione battaglia per la zona playoff, ma che adesso si ritrova molto più fragile rispetto a qualche mese fa. Adesso la Messana deve cambiare rotta per giocarsi l'ultima parte di questa regular season, al meglio le proprie carte per entrare in zona playoff col migliore posizionamento. Di seguito le formazioni partendo dai padroni di casa: Messana con Ferrara, Bonasera, Fragapane e Della Guardia, Mazzola, Rizzo, Biondo, Pannitteri, Cannavò, Genovese, Gueye. Rispondono gli ospiti: Commisso, Procopenco, Russo, Caracò, Strumbo, Pinto, Pedalino, Mincica, Di Bella, Triolo, Baiana. Barrizzo sul secondo palo, tutto solo Cannavò. Può puntare Strumbo. Gueye ce l'ha sul mancino. L'idea è quella di andare ancora dietro. Genovese, c'è lo spazio, conclusione col destro, Commisso, deve sporcarsi i guantoni. Occhio alle Sanfelle Acquedolcese, il traversone di Russo, il colpo di testa di Fragapane, poi l'intervento verso Semedo in area di rigore, Pedalino. Prima conclusione da parte degli ospiti, arriva però ciabattata, quella di Pedalino. 0-0 tra Messana e San Fratello Acquedolcese in questa 25esima giornata del campionato di eccellenza siciliana. Mazzola alza la traiettoria per Gueye, trova spazio la Messana a destra, Gueye può puntare Russo, 1 contro 1, Gueye forte in mezzo, Commisso la lascia lì, deviazione da parte di Pannitteri che se l'era ritrovata sul mancino. Biondo al vertice dell'area di rigore, Caracò su di lui, Biondo scarica all'indietro da Mazzola, se la porta avanti Mazzola, pensa al destro, pallone alto oltre la traversa. Bonasera tutta chiusa nella prima metà campo la formazione ospite. Bonasera, il tiro! La traiettoria velenosa, non è arrivato un tocco magari di Cannavò a correggerla verso la rete, ma l'ha messo il brivido a Commisso Giosuè Bonasera. Vediamo se parte il traversone di Bonasera, passa Cannavò in area di rigore, prova a difenderla ancora Cannavò, se la ritrova lì, la scarica dietro, tentativo di Biondo, rimane lì, Gueye! David Gueye sblocca la partita, è un gol liberazione per la Messana che trova la via della rete al 18esimo del secondo tempo. Palla in mischia, la decide, la gira Gueye. Procopenco ovviamente deve cambiare visioni, la Sanfelle Acquedolcese che non può più accontentarsi, a gol in netto anticipo, attenzione la sovrapposizione sul passaggio di Cannavò, va a gol di destro, Commisso dice no, la rovesciata di Genovese, pallone sul fondo, Biondo dietro da Della Guardia, poi la sfera va a transitare per Rizzo che la perde, attenzione all'occasione, Ferrara viene battuto, arriva il gol del pareggio del San Fratello Acquedolcese, ma ci mette e come del suo la Messana. Il gol è di Salvatore Mincica che trova la via della rete e trova l'1-1. Cambio anche nella Messana perché è il momento di Gazzè al posto di Biondo. Il tocco di Pedalino, la salita di Di Bella a destra. C'è un po' di spazio per il numero 11 che cerca la scucchiaiata, attenzione perché arriva la conclusione, in area di rigore Mincica è tutto solo, va verso la porta Mincica, spara forte e trova il gol del vantaggio, quello dell'1-2 del sorpasso San Fratello Acquedolcese. Angolo dalla sinistra, sfera ancora verso Ferrara, colpo di testa tra le braccia di Commisso. È tutto allora dal Sorbello Stadium di Visconte e come sempre alla prossima.
La Nebros non si ferma più davanti al proprio pubblico, la squadra allenata da Palmeri firma la quarta vittoria consecutiva e conquista 3 punti che valgono oro. La gara parte subito con il piede sull'acceleratore, la Nebros a rompere gli indugi, Ferresi libera e prova il diagonale ma la mira non è precisa. Poco dopo tocca a Vigliara che ci prova con decisione ma il pallone scivola via largo. Il Mazzarone però non resta a guardare, sugli sviluppi di un calcio d'angolo nasce un brivido, Vigliara è provvidenziale e salva praticamente sulla linea. I giallorossi prendono fiducia e tornano a farsi vedere con il destro secco di Pessi, una rasoiata che sibila accanto al palo. La Nebros però non rallenta e nel finale di primo tempo alza il volume. Barez inventa una rovesciata spettacolare che sfiora il bersaglio per centimetri. Subito dopo è Ferré a provarci con il destro, conclusione potente ma ancora una volta larga di poco. Nella ripresa il copione non cambia, la Nebros spinge, Ferré impatta bene l'assist di De Nadal ma trova la risposta decisiva di Di Martino che tiene in piedi il Mazzarone. Poco dopo arriva anche un cross velenoso dal fondo firmato Sacca ma Carvaglio riesce a disinnescare tutto. Il Mazzarone prova a reagire, Puglisi si presenta sul pallone da fermo e disegna una traiettoria interessante ma non trova l'effetto sperato. Non molto più tardi ci prova Pessiu, anche questa volta lo specchio non viene centrato. Il tempo scorre e la tensione sale, la Nebros capisce che serve l'ultimo assalto, ci prova Dovico con il destro, conclusione controllata senza problemi da Di Martino. Sembra finita ma il calcio a volte aspetta proprio l'ultimo battito sulla punizione di Panzarella al 96esimo. Il pallone arriva in aria, il più rapido è Capitana Bontempo che da pochi passi batte Di Martino col sinistro, facendo così Nebros 1, Mazzarone 0 e stadio in delirio per la rete dell'esperto difensore di casa. È il gol che chiude la partita e accende la festa per Bontempo, il quarto centro stagionale ma l'esultanza va oltre il risultato. Il capitano mostra una maglia dedicata allo sfortunato compagno Gabriele Spanò che era rientrato in gruppo un mese fa dopo il lungo stop per la rottura del crociato della scorsa stagione e costretto purtroppo a fermarsi di nuovo per lo stesso infortunio subito contro il Gioiosa 15 giorni fa. Un gesto pieno di cuore nel giorno in cui la Nebros trova la vittoria proprio all'ultimo respiro. Finisce 1-0 per la formazione di Palmeri che sale a quota 32 punti e aggancia il 9° posto in classifica portandosi soprattutto a più 10 sulla zona play-out. Sconfitta amara invece per il Mazzarone che resta fermo a 40 punti ma mantiene comunque il 5° posto ancora dentro la zona play-off. Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antone. Servizi di compravendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria ed inoltre assistenza a partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 61 74 981 oppure 095 61 74 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giada-immobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere. Adesso è arrivato il momento del campionato di eccellenza calabro.
Grazie allo stilo della nostra regia andiamo a vedere la schermata che va a riepilogare tutta la nona giornata del girone di ritorno appunto del campionato di eccellenza calabro. Vittoria per 4-1 fuori casa del Città di Luzzi contro Cittanova Calcio. Vince tra le mura amiche 2-0 Brancaleone contro Boccale Calcio e poi vittoria di misura per Isola Capo Rizzuto che si impone tra le mura amiche contro la Gioiese. Vittoria esterna anche in questo caso di misura per Trebisacce Calcio contro Paolana, medesimo risultato sempre in trasferta per Monasterace contro Reggio Ravagnese. 2-1 invece della Rossanese contro Castrovillari Calcio, sospesa la partita tra Soriano Fabrizia e Palmese 1912, vince 2-0 lontano dalle mura amiche Praia Tortora che si impone con questo risultato appunto 2-0 in casa della Virtus Rosarno. Per una classifica di questo campionato di eccellenza della Calabria che recita così: dopo la nona giornata del girone di ritorno al comando troviamo Praia Tortora a quota 62 punti, segue a 54 Trebisacce Calcio, terzo gradino del podio occupato da Stilo Monasterace a quota 45, quindi Paolana a quota 42, via via tutte le altre squadre sino ad arrivare al fanalino di coda Civitanova Calcio che è ferma a quota 4 punti. E ricordiamo che Soriano Fabrizi e Palmese 1912 dovranno recuperare una partita. Tra poco inizia la 24esima giornata del campionato di eccellenza e nei prossimi 90 minuti si sfideranno Virtus Rosarno e DGS Praia Tortora. Da Castellammare di Stabia è chiamato a dirigere l'incontro il signor Cristian Messina. Sarà assistito da Marica Simone, il primo assistente da Reggio Calabria, e sempre da Reggio Calabria Giuseppe Spinosa. Petrone va nell'area di rigore per Gonzalez, la manca di poco, poi c'è Leirosa, alla fine c'è il fallo del bomber carioca a favore dei padroni di casa della Virtus Rosarno. 8 minuti di gioco, 0-0 tra Virtus Rosarno e DGS Praia Tortora. Attenzione a questo traversone, Gioffre la raccoglie al limite, poi ci prova. Petrone con grande impegno raggiunge questo pallone, affronta l'avversario, cerca con le finte, poi se la allunga, riesce a trovare in aria, poi Leirosa. Morgante cerca l'area di rigore, Pili stacca, attenzione dal limite, palla che arriva a Pimenta, c'è la ribattuta, arriva il pallone. Attenzione Baggini, no, non c'è più tempo, decide che si può andare a riposo. Messina di Castellammare di Stabia è la prima frazione di gioco qui al Roberto Marzano di Vibo Marina tra Virtus Rosarno e DGS Praia Tortora per la 24esima giornata del campionato di eccellenza. Finisce 0-0. Palla profonda, Strumia, poi Petrone, palla in avanti ma in vantaggio Montefusco con una finta, evita Leirosa, buon lavoro del numero 4 che poi però perde il pallone, allora lo recupera Leirosa, l'esterno verso Petrone, esce in copertura Perez, Petrone cerca di sfondare Leirosa, il tiro murato, anzi ancora Leirosa poi dal limite. Parte forte la squadra di Viscardi, palla in mezzo, non è finita, Perez messa fuori, ancora Maitini, di nuovo in mezzo, Pimenta la mette fuori, Giacovino per capovolgere ora il fronte d'azione, Signorelli blocca tutto e guadagna un calcio di punizione. Partenza fulminea della squadra di Viscardi che al primo giro di orologio di questa ripresa è andata vicina al gol con un tentativo di Ciacanè e poi di Leirosa. Poi Maitini verso Poli, il controllo, il corridoio per Leirosa, la conclusione alta. Baggini, palla che arriva a Pili, il controllo è un po' difettoso ma riesce a recuperare, Marino ringhia su di lui a cercare di disturbarne l'azione. Palla verso Gioffre, arriva l'altro Gioffre Paolo, attenzione alle sue incursioni, Gioffre, esterno della rete. Si pareggiano le occasioni. E allora c'è Strumia per la rimessa lunga, arriva nell'area di rigore, palla che rimbalza, Ciacanè, la
la sblocca lui. Al 17° minuto Emil Ciacanè fa 1-0. Calcio di punizione, c'è Strumia, palla dentro, troppo fuori, la mette fuori Signorelli. Ciacanè al limite, Dominguez riesce ad allargare ancora per Strumia, traversone, colpo di testa, poi c'è Maitini ancora a metterla in mezzo, ancora Ciacanè. Ciacanè alla caccia del pallone su Perez, vince il contrasto e poi al limite messo giù. Altra svolta nella gara, perché ora la squadra di Graziano Nocera terminerà in 9 uomini ed è proprio Mazza ora che va a toccare questo suo primo pallone, va a battere questo calcio di punizione. 2 uomini in barriera per Gordigno, sta per scoccare la mezz'ora del secondo tempo. 1-0 per la DGS Predator Tortore, il gol di Ciacanè. Ricordiamo ora la Virtus Rosarno da qualche istante e anche in 9 uomini. Seguiamo il calcio di punizione, Mazza dritto in porta, la manca, poi Ciacanè al raddoppio. Emil Ciacanè, doppietta per lui, mette in cassaforte il risultato. La battuta nell'aria, Gordigno con i pugni fuori, la raccoglie Puoli, carica il suo destro, traversa piena, attenzione ancora Ciacanè, palla messa fuori. Maitini nella conquista supera un avversario, non collura, poi Puoli ancora dentro per l'Airosa, Maitini, Dominguez Federico alla ricerca del fratello, Dominguez Santiago che può andare anche alla conclusione, poi cerca Puoli che a porta vuota non trova il pallone, arriva il triplice fischio di Messina e al Roberto Marzano di Vibo Marina tra Virtus Rosarno e DGS Predator Tortora finisce 2-0. La doppietta di Emil Ciacanè nella ripresa decide questo incontro. Ciacanè che ha segnato al 17° della ripresa e poi al 30° per il raddoppio. 3 punti fondamentali per la corsa verso il sogno della squadra altotirrenica. La partita è andata un po' su un binario diverso, però noi siamo contenti di aver affrontato il Praia a viso aperto. Sicuramente siamo una squadra giovane al cospetto di una squadra che gioca un buon calcio e che fino ad oggi ha dimostrato di meritare il posto in classifica che occupa dei giocatori importantissimi, però noi non siamo venuti meno, sapevamo di affrontare una squadra forte, quindi ci abbiamo messo dentro corsa, ci abbiamo messo dentro cattiveria, sicuramente hanno avuto il pallino del gioco più di noi eravamo un po' spuntati in avanti ma da qualche parte dovevamo pagare fino a quando purtroppo a malincuore devo dire la gestione arbitrale non è stata secondo me all'altezza di quella che era la gara che stava venendo fuori, che era una gara importantissima da tutte e 2 le squadre. Non ci sono state delle situazioni strane, è normale che in area di rigore ci sta la trattenuta, ci sta la spinta, ci sta la furbizia, però lui l'ha gestita male, fino al punto che poi a un certo punto non ci ha dato un rigore nettissimo, io l'ho solo invitato in maniera tranquilla perché non vale la pena nemmeno protestare, di andare a rivedersi, visto che il Praia fa la partita sul canale, di andare a rivedersi l'immagine del rigore, perché da quel rigore non solo non ci ha dato rigore, ci ha dato un'espulsione e quindi a quel punto ci ha messo in ginocchio perché in 10 contro 11 non avremmo potuto più rimettere in piano la situazione, anche se ci abbiamo provato, poi figuriamoci in 9 ci ha detto stop, ma il rammarico mio non è quello di questa gara, è che purtroppo rimanere in 9 vuol dire avere 2 giocatori in meno, abbiamo qualche giocatore infortunato e bisogna pensare a domenica prossima. Oggi ci siamo fatti la nostra onesta partita, abbiamo fatto una gran bella figura davanti alla capolista, penso che la gente che è venuta a vedere la partita sia andata a casa contenta perché ha visto una partita di calcio, sì magari non è stata coralissima, però sotto l'aspetto dell'agonismo è stata una partita a mio avviso importante. Ci aspettavamo questo tipo di gara, quindi una gara molto maschia, quindi soprattutto da entrambe le parti,
molto combattuta, poi siamo riusciti a sbloccare il risultato e di conseguenza la gara poi è andata dalla nostra parte e siamo riusciti a portare a casa un risultato davvero importantissimo. La gara l'avevamo preparata soprattutto sotto questo aspetto, infatti ai ragazzi tutta la settimana li avevamo già avvisati di quello che ci sarebbe aspettato questa domenica e così è stata, ma il risultato è stato proprio quello che ci aspettavamo. La squadra assolutamente è sul pezzo, un'altra partita ce la siamo tolta davanti, adesso ne mancano altre 6 e speriamo di continuare in questa maniera. Ma penso che oggi la squadra ha voluto vincere il derby, quindi parto da questo presupposto. Non era semplice, non era facile, perché nel momento migliore nostro, dove abbiamo fatto un primo tempo discreto che potevamo fare anche un altro gol, ci siamo trovati in un fallo laterale gestito male, un'uscita gestita male nei minuti di recupero, e con un fallo laterale abbiamo subito una palla inattiva. Con quel pareggio poi vai negli spogliatoi e devi rimetterti tutte le idee a posto. Ho cercato di cambiare qualcosina passando al 3-4-3 per cercare di dare un po' di densità in più, facendo capire alla squadra che oggi era importante vincere, e alla fine ci ha premiato tutto il possesso, tutta la pressione che abbiamo fatto nel secondo tempo stando là, quindi era importante soprattutto per i punti, era importante, avevo chiesto alla squadra di regalarsi il derby, perché è sempre sulla carta un derby importante, Rossonese-Castroville, quindi avevo chiesto di regalarselo, perché vista l'uscita di Trebisacce poco convincente, brutta, si meritavano di portare questi 3 punti a casa. Adesso siamo all'inizio di questo forcing finale, quindi siamo in una posizione di classifica dove ci permette di guardare con tranquillità altre situazioni, però stare sempre sul pezzo, perché mancano ancora 18 punti, quindi l'ostacolo domenica dopo domenica bisogna superarlo, e poi penseremo da qui a ogni settimana alla fine. L'annata è quella che è stata, è sotto gli occhi di tutti, quindi non ci nascondiamo, però poi finire con una posizione di classifica rispetto a un'altra è sempre diverso, anche perché da qui alla fine ognuno di noi si gioca, non dico il proseguo, ma si gioca comunque la continuità del lavoro che si fa. Siamo sempre sotto gli occhi di addetti ai lavori, quindi tutti, almeno io voglio fare bene, quindi tutti devono pensare a fare bene, perché i campionati finiscono ma riniziano subito, quindi come si fa a tenere sulla corda? Basta pensare che sulla maglietta abbiamo un nome importante, lo dico sempre, e basta pensare che abbiamo fatto una stagione deludente, e quindi bisogna finirla in modo diverso, in modo quantomeno diverso, per cercare di aggiustare un qualcosa che comunque a livello di obiettivo ormai sono sfumati, però anche per regalare qualche vittoria in più e qualche soddisfazione in più all'intera società, che ci è sempre vicina e non meritava magari questo andamento di classifica. Sì, purtroppo il risultato ci è sfuggito proprio sul filo di lana, come si suol dire. Siamo arrivati al 90° a prendere il gol del 2-1, dopo comunque una buona prestazione secondo me, perché sicuramente nel primo tempo abbiamo giocato alla pari con la Rossonese, nel secondo tempo sicuramente c'è stato soltanto un po' più, diciamo, il predominio territoriale della Rossonese, ma noi negli ultimi 16 metri abbiamo sofferto poco. Poi all'ultimo istante ci è scappato sto gol, diciamo, su una situazione di palla da fermo, dove probabilmente c'era anche un fallo da parte dei giocatori della Rossonese. Comunque sì, resta la prestazione, resta il fatto che noi dobbiamo cercare di racimolare quanti più punti possibili in queste partite che mancano, ce ne rimancano 6, e vogliamo cercare come obiettivo principale in questo momento di stare avanti alla Gioiese, che ha 11 punti, poi non so cosa ha fatto oggi, comunque quello è il nostro obiettivo principale, per cercare poi magari di chiedere un ripescaggio eventualmente, o comunque di fare un finale di campionato che ci possa permettere di metterci in una posizione di classifica sicuramente migliore rispetto a quella che abbiamo. Noi abbiamo fatto 16 punti sul campo, e anche questo è un altro dei nostri obiettivi. Adesso ne mancano 6 di partite, vogliamo cercare di fare un'altra decina di punti, se ci riusciamo, arrivare ai 25, 26, 27 punti, di modo da dimostrare che la squadra è una squadra comunque di eccellenza, di categoria, e che ha le capacità, avrebbe avuto le capacità comunque di andarsi a giocare anche al limite un play out. Perciò il nostro scopo è anche quello di raggiungere quei punti lì. Speriamo di farcela, ancora siamo in corsa per quello.
Non ci sono ulteriori aggiornamenti, noi vi ringraziamo come sempre, gentili amici, per aver scelto anche quest'oggi di seguire la nostra trasmissione Penalty. Vi diamo appuntamento con la prossima puntata, nella quale torneremo anche a parlare del campionato di Serie D. Buon proseguimento con la nostra ricchissima programmazione sportiva. È il più giovane dirigente sportivo in una società siciliana, dalla sua energia, preparazione e tanto futuro. Oggi nel nostro face to face 7 domande per 7 risposte abbiamo Lorenzo Giovannone. Ciao Lorenzo, ben trovato. Ciao Ettore. Che emozione provi del fatto che insomma da giovane ti stai catapultando in una realtà calcistica regionale importante come è appunto il campionato di Serie D? Tante emozioni intense, direi sia positive che a volte negative, perché poi si sa che il calcio non è tutto solo gioie, rose e fiori, però dato che il calcio è la mia passione sono davvero contento di questa opportunità. Ma cos'è che ti spaventa in modo particolare nell'occupare questo ruolo di grande responsabilità? Guarda, è proprio la responsabilità, perché nonostante io sia giovane mi ritrovo comunque a rappresentare una squadra di una città importante e quindi devo avere diciamo il decoro di un dirigente all'altezza della squadra e della città. Un'altra domanda un po' particolare è questa: come vedi il calcio tra 20 anni, quando tu non sarai più giovane? Beh, è una domanda molto difficile perché possono succedere tantissime cose in 20 anni. Sicuramente negli ultimi 20 anni il calcio è diventato sempre più spettacolare, perciò penso che lo spettacolo sarà al centro anche da qui ai prossimi 20 anni, perciò ci sarà sempre più incentrato sul business anche di renderlo un gioco più... Il marketing diventerà predominante, diciamo. Assolutamente, e questo si sta vedendo anche in competizioni come la Champions League, sì, dove il nuovo format premia le più partite e quindi si andrà sempre in quella direzione. In quella direzione. Qual è la tua più grande aspirazione proprio nel mondo del lavoro? Perché tu fai un lavoro un po' particolare. Allora, diciamo che quando si è nel calcio, come lo sono io con mio padre, lo si è in due vesti, quella del dirigente sportivo e quella poi dell'imprenditore o del manager nel mio caso. Sicuramente per quanto riguarda la Nissa, la mia ambizione è diventare un dirigente importante nella Nissa, quindi crescere insieme alla squadra della città di Caltanissetta, non avere una carriera nel calcio slegata dalla Nissa. E a livello lavorativo lo stesso discorso. Come superi le difficoltà nel percorso lavorativo attualmente? Perché insomma le difficoltà arrivano sempre, no? Arrivano sempre, però si può fare un paragone tra il lavoro e il calcio. Sì. Una cosa che mi ha insegnato mio padre fin da bambino è che nella vita, come nel calcio, si vince e si perde, però non è una partita che fa la differenza, ma è un intero campionato. Perciò una difficoltà si può avere sicuramente sul lavoro,
si può anche non superare in quel momento, l'importante è rialzarsi e ad affrontare la prossima sfida. E ricominciare. Assolutamente. E ricominciare. Conosciamo meglio Lorenzo, giovanissimo, che come tanti altri ha tanti obiettivi, ma queste responsabilità ti hanno cambiato nel tuo percorso di crescita? Sicuramente perché io ho 24 anni, però in particolare nella città di Caltanissetta per tutti sono un po' quello che rappresenta il presidente della Nissa, perciò sono più conosciuto per essere in un certo senso il presidente della Nissa piuttosto che per essere Lorenzo. Quindi questa è un'esperienza che sicuramente mi sta formando. Senti, parliamo del rapporto con papà. Papà Luca ti ha detto adesso tu vieni a lavorare per la Nissa. Cosa hai provato in quel momento? Beh, è stata un'emozione forte perché è stato scoprire qualcosa che non conosci, Ma non te l'aspettavi? Tutto insieme. Non me l'aspettavo, allora in un certo senso me lo aspettavo perché con mio padre abbiamo sempre condiviso le stesse passioni fin da quando io ero bambino e il calcio è una delle passioni che abbiamo condiviso da sempre. Non a caso abbiamo avuto insieme l'esperienza da sponsor del Milan e quindi è una passione che anche a livello di aziendale e lavorativo abbiamo condiviso. Quando lui mi ha annunciato questa nuova avventura e ti ha investito di questo ruolo a Caltanissetta, in realtà ero sicuramente felice e curioso di iniziare questa nuova avventura, però da un'altra parte mi interrogavo anche di cosa mi dovesse aspettare. Sì. Ed è andato tutto come previsto? Tutto come previsto no, perché appunto non sapevo cosa aspettarmi, però sicuramente sono contento di quello che è stato lo scorso anno, di quella che è questa stagione e sono felicissimo di ricoprire questo ruolo. Voglio chiudere questa puntata del nostro Face to Face con una domanda un po' particolare. Tu sei giovane, tu da giovane qual è il suggerimento che vuoi dare a tutti i ragazzi che si apprestano a vivere il loro percorso lavorativo? Beh, sicuramente è quello di fare in modo che davvero si segua la propria passione come a livello lavorativo, perché se si riesce a lavorare in qualcosa che ti piace fin da bambino, allora lì hai vinto, insomma. Certo. Anche il lavoro diventa parte integrante della tua vita, ma che fai, affronti con gioia e serenità. Quando questo non è possibile, perché non è sempre possibile, sicuramente io consiglio che prima di scegliere la propria strada lavorativa sia importante formarsi. Quindi l'esperienza diventa fondamentale. Assolutamente. Più esperienza c'è, più fattibilità di successo arriva. Sicuramente, e poi ecco, sicuramente la formazione non finisce mai, non si smette mai di imparare e il lavoro spesso si apprende facendolo, quindi. Chiaro. Grazie Lorenzo, ti abbiamo conosciuto al di là di quello che è il tuo ruolo sportivo e ci è piaciuto perché insomma hai dimostrato di essere una persona duttile, facile e soprattutto diretta, con le idee ben chiare. Grazie e buona fortuna di tutto. Grazie a te Ettore. Chiudiamo qui la puntata di Face to Face, 7 domande per 7 risposte e vi diamo appuntamento alla prossima.